Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi ci godiamo la collezione del Cume di videogiochi, che se non erro sono 745 tra digitali e scatolati. Noi li vediamo tutti, chiaramente quelli digitali li vediamo velocemente da un'app che ho per telefonino. Ora partiamo con i primi giochi in esposizione, giochi che comunque hanno segnato la carriera comendiana videoludica. E partiamo con Microsoft Flight Simulator 2004. Poi vabbè, Microsoft Flight Simulator X, che è stato quello che ho giocato di più in assoluto. Crysis, il gioco che mi ha fatto scoprire il PC. Scudetto, questo è il Championship Manager stagione 2002-2003. Aspetta un attimo. A questo punto, vedi che si vedono poco. Eccolo qua. Eccolo qua. Cerchiamo di farli vedere. È che, raga, io ho tutto messo un po' così, quindi mi è difficile tirar fuori tutto, ragazzi. Un po' di comprensione. Poi abbiamo il primo Call of Duty. Civilization 5, uno dei miei giochi preferiti in assoluto. E la 32esima edizione dell'America's Cup. Altro gioco stellare che ho portato tanto nel canale, è un gioco meraviglioso. Poi qua abbiamo qualcosa per Play 2, per Play 5, scusi, ciao, per Play 3, Gran Turismo 5, Resistance e Gran Turismo 6. Eccoli qua, vai, tiriamoli fuori. Almeno questi possiamo prendere, di certo sarà un po' più difficoltoso, ragazzi. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Poi abbiamo, questo è un gioco preso dal Giappone, Rail Fan, gioco di treni. Poi il più bello Formula 1 della storia, questo lo devo portare. Formula 1 Championship Edition, uno dei più belli. E Top Spin 4. Poi andando giù abbiamo Need for Speed Underground 2, SmackDown Here Comes the Pain, Gran Turismo 3, PS6, PlayStation 1 FIFA 98, International Superstar Soccer Pro, Gran Turismo 1 e Formula 1 97. Qua abbiamo Forza Motorsport. Poi abbiamo, così si vede un cazzo. Aspetta un attimo. Eccolo qua. Star Wars Metal Seat Xbox Classic. Poi qua abbiamo Halo, GTA 5 in Steelbook e Forza Motorsport 7. Questi sono i primi giochi comendiani, ma adesso andiamo a vedere una. Eccoci qua ragazzi, adesso vediamo i giochi che ho in esposizione qua. Ecco, vi chiedo un po' di pazienza, dopo i giochi che vedremo in salotto sicuramente potrò, diciamo, mostrarli meglio, ma qua togliere tutto è un casino, quindi spero di far vedere tutto nella maniera migliore, però è chiaro che, come si dice, qualcosa sarà un po' più nascosta, ecco. Allora, cominciamo. Tanto qua abbiamo GoldenEye 007 per Nintendo 64, questi possiamo anche farli vedere, ecco qua. Scatolato, tutto perfetto, godo. Vabbè, questi li abbiamo già visti anche nei giochi che ho fatto vedere. Dragon, The Bruce Lee Story, Sega Mega Drive, il Sega Mega Drive, Michael Jackson Moonwalker. Vai, questi messi qua perché sono giochi iconici, nel senso che comunque racchiudono più passioni del Cume, non solo i videogame ma anche i film. Questo vabbè, gioco bruciato. Outrun 2, Xbox Classic e si gode. Virtua Striker 3, versione 2002, Nintendo GameCube. E qua Sigarelli Championship Edition, Sega Saturn o Sega Saturn, lasciamo la scelta, in realtà è Sega. Aspetta un attimo qua. Ecco, chiudiamo bene e vai. Ecco, mettiamo, mi piace mettere in ordine. Allora, devo fare anche un po' di pulizia, ecco. Vabbè, dopo qua abbiamo Game Boy Power Ranger, questo bellissimo delle tartarughe ninja, un gioco iperstorico. Donkey Kong Land, con la cartuccia gialla che vabbè è straconosciuta. Hook, Batman,
E qua abbiamo diciamo dei giochi che per Game Boy che ci sono particolarmente affezionato. Allora, poi qua abbiamo, ecco non si vedrà un cazzo, infatti. Dai, li tiro fuori e basta. Dopo mi faccio una pulizia e li metto in ordine, va? Allora, Tomb Raider 2. Tomb Raider The Last Revelation, come piaceva chiamarla a me. The Last Revelation. Tomb Raider 3. Completi di tutto ovviamente questi. Poi qua abbiamo Winter Gold, Super Nintendo, un gioco che amo. E poi qua abbiamo, qua sono un po' misti con giochi che diciamo che hanno fatto la storia del Cume, ma non hanno un ordine di console o tutto. FIFA 2000, Formula 1 99, Formula 1 98. Poi qua abbiamo, vediamo se questi che sono giochi anche insomma, aspetta un attimo, vediamo un secondo, cosa riusciamo a combinare. Eccoli qua. Qua abbiamo tutti i futuri, abbiamo GTA 5, edizione speciale PC, poi abbiamo Football Manager 2014, 13, 12, 9, 8, 7, 2005, 2003, 2004 e Pro Evolution Soccer 4, 5 e 6 per versione PC. Ok, qua abbiamo F1 Manager, bellissimo, che F1 Manager è vecchiotto, però ha veramente tanta roba. E poi qua abbiamo Mondiali FIFA 06, tutto Play 2 qua, Football Manager Campionato 2003, FIFA 07, F1 Car Challenge, Pro Evolution Soccer 5, 4, 3, 2 e 1, Gran Turismo 4, Gran Turismo Concept, Tokyo, no, Gran Turismo sì, Tokyo e Ginevra 2002, poi abbiamo Football Manager Campionato 2002, Smash Go Tennis Pro Tournament 2, Formula 1 2001, Virtua Tennis 2 e Torino 2006. Quindi qua i giochi storici del Cume per PlayStation 2. Benissimo. Ok raga, andiamo avanti con la seconda parte. Qua abbiamo subito Crash. Aspetta, facciamo così, questi possiamo prenderli tranquillamente. Ora abbiamo Crash Bandicoot, versione Platinum, ma sapete che me ne frego, e The Lost World, Jurassic Park e Gold. Su cui intanto sto anche spolverando un po', ragazzi, perché la situa è un po'... spolvero ogni minuto, cacchio, vabbè. Qua vabbè abbiamo Parappa the Rapper, che è un gioco iper storico, lo amo troppo. Time Crisis, Dino Crisis o Crisis, lasciamo la scelta. Disney Action, vabbè facciamo rivedere, ma dai, cioè, non facciamo i barboni. Parappa, Time Crisis, Dino Crisis, Hercules, Resident Evil o Evil, versione francese, vabbè. Fotte sega. Dopo una bella spolverata, International Superstar Soccer Pro 98 con Metal Gear Solid Demo. Ok. Poi abbiamo, questo è un gioco, uno dei primissimi giochi presi per PlayStation, Total NBA 97, di basket ovviamente, chiaramente bisogna specificare, sennò qua poi Tekken 2, se non devono arrivare neanche altri, però intanto questa è diciamo la prima, il primo video con la collezione cumendiana di videogame. Metal Gear Solid, Platinum, ma ripeto, fotte sega. Grand Theft Auto 1, Tomb Raider, questa è sempre edizione francese, presa da piccina, un po' rovinata, però va benissimo. E qua Formula 1 2000. Adesso senza rompermi i maroni, vediamo se riesco. Ok. Qua un Alan Wake, come piace chiamarlo a me, perché l'ho messo qua perché mi dà la possibilità di tenerli dritti i giochi, anche se non è un gioco che ci sono particolarmente affezionato. Poi abbiamo Forza Motorsport 3, Forza Motorsport 4,
Rapala Pro Bass Fishing, Formula 1 13, e qua abbiamo 360, PC Alan Wake, resto 360. Poi abbiamo PlayStation 5, Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man, Miles Morales, Driver Club, Formula 1 2016 e FIFA 17, UFC 2, Motorstorm, Fight Night Champion, bellissimo, vedete che sto venendo a tirarlo fuori. Questi li tiriamo fuori un attimo. Eccoli qua. Resistance 3, Resistance 2, che ho visto l'1 di là, e Fight Night Champion, gioco stellare di box, il migliore ancora secondo me. E aspetta un attimo. Oh madonna, eccoli qua. Poi abbiamo PlayStation portatile, Gran Turismo, World Series of Poker 2008, Formula 1 2009, F1 Grand Prix, Rocky Balboa. Poi abbiamo per Nintendo Switch, questi visto che sono gli unici facciamoli vedere. Eccoci qua. 51 Worldwide Game, Mario e Sonic e Giochi Olimpici, Mario Kart Deluxe 8, The Strike Championship Edition, Pokémon Let's Go Pikachu. E questi diciamo sono i giochi in studio, ok raga, quindi adesso ci becchiamo in salotto. 3 scatolati, ricordiamo anche Buzz Quiz TV con tutti i vari controller e vabbè, la USB è dentro, è già attaccata sulla PlayStation, quindi c'è anche Buzz o Buzz Quiz TV. Raga, entriamo nel mondo magico dei videogiochi cumendieri. Buono, allora, cominciamo. Rapid Racer, Tetris e Game Boy per... ciao. Tetris e Super Mario Land 2 per Game Boy, Spider-Man 2. Qua abbiamo anche Game Boy, vabbè. Aspettiamo un attimo qua. Qua abbiamo Super Mario 64. Poi abbiamo World Cup USA 94, Mega Drive, poi abbiamo, scusate, Mega Drive World Cup Italia 90. Ok, aspetta che lo mettiamo. Purtroppo non sopporto vedere in disordine. Poi abbiamo Super Mario Galaxy, parliamo di Wii ovviamente, Super Mario Galaxy 2, Mario Power o Power, lascio voi la scelta, Tennis, Need for Speed Carbon, Wii Sports, Mario e Sonic e Giochi Olimpici Londra 2012, F1 2009. Poi passiamo alla GameCube con Day of Reckoning 2, Batman Begins, X-Men Legends, X-Men The Official Game 2006, FIFA World Cup, qua passiamo a 360, WWE 2K14, Call of Duty Black Ops 2, sempre 360, Mondiali Brasile 2014, 360, World Series of Poker 2008, sempre 360. Poi passiamo a Xbox Classic con James Bond 007, Medal of Honor Frontline, Splinter Cell, GTA 3, FIFA Football 2004. Poi abbiamo, SSX3, Xbox, Dead or Alive. Beh, questo solo per la copertina va mostrato. No, ho sbagliato chiaramente, perché sono una pippa atrocissima. Eccoci qua. Eccolo qua. Dead or Alive. Extreme Beach Volleyball. Mamma mia, che pronuncia, che cume signori, che cume. Un cume arrogantissimo. Proprio purtroppo sta mania che quando è tutto messo in ordine mi dà fastidio vedere in disordine. Pazzie cumendiane. Tony Hawk, dove siamo? Tony Hawk, Pro Skater 3, Dalla Russia con amore, NHL 2K3, Top Spin, questo è giusto farlo vedere un attimo, è un gioco storico per il cume. Top Spin, eccolo qua, e anche quello dopo, Scudetto Championship Manager stagione 2001-2002.
Io mi scuso raga, sto ma risparando cagate, ho pronunciando tutto ancora peggio del mio solito, ma quando faccio questi video qua già è caldo, già è tutto l'ansia di non fare un video troppo lungo, sparo più cagate del solito. Oh, poi qua, beh, questi si tirano fuori, dai. Questo è giusto tirarli fuori. Allora, o farlo uno alla volta, no? Per le persone normali. Virtua Fighter 2, Sega Saturn. Daytona Championship Circuit Edition, Sega Saturn sempre, qua è tutto Saturn. Euro 96. Come potete vedere sempre sport e racing dominano. E Sega Worldwide Soccer 97. Bene, un attimo solo. Ok raga, andiamo avanti. Qua abbiamo Vega Strike, questo è il Game Boy, gioco di mia mamma. Un attimo. F1 Pole Position. Soccer. NBA Live 96. FIFA 98. Tennis. Road Rush. Side Pocket. Biliardo. Poi passiamo a Super Nintendo, SNES, Tetris 2. Questo l'abbiamo già visto. International Superstar Soccer. Donkey Kong 64, qua Nintendo 64. F1 Pole Position. E qua chiudiamo anche la seconda parte, diciamo meno corposa dei giochi comendiani. Adesso andiamo con la terza, che è quella più grossa. Raga, continuiamo la scalata verso la collezione di videogiochi comendiana. Allora, partiamo qua da SNES, che avevamo tanta bella robina. Il Re Leone, Indiana Jones, The Mask. Metto gli altri troppo, devono toglierli comunque. Allora, Re Leone, Batman Returns, Super Star Wars, Star Wars Ritorno dello Jedi, devo assolutamente prendere, anche l'Impero colpisce ancora, ma è il più costoso. Cifre folli. Jurassic Park, Power Ranger, Puzzle Bubble, gioco storico, quanto l'ho giocato in sala giochi. Indiana Jones, The Mask, Robocop 3, Toy Story, International Superstar Soccer, Aladdin. Poi qua abbiamo Independence Day, Excalibur, Euro 2000, This is Football, Sydney 2000, UEFA Champions League, Toca Touring Cars, Midling in Vegas, Railroad Tycoon 2. Grande fratello, vabbè, questo. Non sapete, avete già visto. Trashata assurda. Che ha un suo valore. Formula 1, World Cup 98, ma cosa facciamoli vedere, cioè. Scusa, lo facciamo un video fatto bene, che cazzo. Grande fratello, già visto. Formula 1, World Cup 98, Time Shock, gioco storico di mia mamma e mio zio. Fisherman's Bite, A Buzz Challenge, Celebrity Deathmatch, FIFA 99, chiamato da me Rigerace, il mitico Rigerace, Actua Soccer. Ok. Poi madonna che casino. Ecco. Independence Day The Game, quanto sia rimasto male questo gioco, una merda. Excalibur, Euro 2000, This is Football, Sydney 2000. Toca Touring Cars, UEFA Champions League 98-99,
l'ultimo. Railroad Tycoon 2 messo maletto e Midnight in Vegas. Andiamo avanti. Qua abbiamo per Mega Drive Ayrton Senna, tanta roba. Questi sono i 3 giochi che purtroppo le istruzioni ce l'ho, le copertine le ho, però ho distrutto completamente le scatole. Nagano Winter Olympics, Premier Manager 99, tutto originale però purtroppo l'ho distrutto, devo prendere le nuove. NBA Live 99. Ok, poi abbiamo GTA 2, UEFA Champions League, edizione questa è la 99-2000. Tomorrow Never Dies, giocone storico. Vurelli, altro giochino storico. Altro gioco trash Xina. Ecco, capolavoro. Gran Turismo 2. International Track Field 2. Poi abbiamo per Super Nintendo abbiamo le avventure di Batman e Robin, F1 Grand Prix. Questo cos'è che non mi ricordo più? Aspetta un attimo. Ecco. Guardiamoli. Abbiamo prima le avventure di Batman e Robin, bellissimo. Ho preso mio zio questo. F1 Grand Prix Nintendo 64, giusto, scusate. Prince of Persia 2, FIFA 97, Super Hockey, FIFA 64. Buono raga, altra parte andata, manca l'ultima. Vai raga, ultima parte dei giochi scatolati. Ora partiamo subito di slancio, direi. PSP Outrun 2006, Tekken, edizione Platinum, GTA Liberty City Stories, SmackDown vs Raw 2006, Virtua Tennis World Tour, Virtua Tennis 3. Poi Microsoft Train Simulator, Alpine Ski Racing 2007, ragazzi non porterò più la serie perché è proprio impossibile fare slalom, mi sto rompendo i coglioni. Outrun 2006 anche versione PC, ho tutte le versioni del mondo praticamente di Outrun. London 2012, Saint Row the Third, qua siamo su PC, Mass Effect 3, Virtua Fighter, Tropico. Scusate ragazzi, anche la schiena a pezzi, ovviamente. Time Shock, versione PC, Sonic 3D, Bioshock 2, mamma mia, che pronuncia signori, GTA 4, Ski Region Simulator, anche un po' di merda ovviamente, Farming Simulator 2016, Real Wars Train Simulator 2012, Agricultural Simulator 2012, Aerotrack Simulator 2, espansione, vabbè, New York Bus The Simulation, bello, questa è una merda clamorosa, Vanix X, questa è l'espansione di Fly Simulator X ma non potevo non metterla, Beijing 2008, Vancouver 2010, Total War Rome 2, Total War Shogun 2, il tramonto dei samurai. Adesso sto prendendo meno, per esempio, faccio un esempio, NBA 2K23, l'ho preso ovviamente in digitale, ma prima o poi quando scenderà fra qualche anno lo prenderò anche scatolato, però adesso onestamente prendo tutto digitale, anche perché lo spazio è poco. Total War Shogun 2, veramente faccio fatica. Napoleon Total War, Empire Total War, bellissimo, mamma mia che gioco. Rome Total War. Ok, aspetta un attimo. Poi questi non li tiro fuori ragazzi perché non ha senso. Allora, Call of Duty Black Ops, Modern Warfare 2, Pro Evolution Soccer 2014, Steelbook
di PS 13. Poi abbiamo FIFA Football 2004, 2005, 2006, FIFA 11, FIFA 12. Ma qua è sbagliato, però che cazzo. Scusate. Ok. FIFA 11, 12, 13, da 13 Steelbook, FIFA 15, Far Cry 2. Beh, ecco Far Cry 2 però tutti lo odiano. Io lo adoro, lo porterò anche per la versione retro col PC, col portatile, con l'Alienware, lo porterò sicuro. Se mi va, penso di sì. Far Cry 3. Poi abbiamo F1 10, F1 11, Pro Cycling 2012, Pro Cycling. Ma perché l'ho messa al contrario? Boh, vabbè, teniamo che sono quelli 12, 11, 10, 9, Pro Cycling 9, questo l'ho bruciato, ragazzi, che non avete neanche idea, porterò anche questo. Giro d'Italia, Company of Heroes 2, The Sims 3, The Sims 4, anno 1404, anno 2070, Patrician 3, R-Factor, Test Drive, Sega GT, Wells of Steel, Convoy, Fritz 6, Crysis 2, vabbè, questi meritano. Crysis 3, Crysis 2, mi godo. Anche questo giocone. Battlefield Bad Company 2, a mio parere il migliore. Battlefield 3, Superbike, MotoGP 13, Need for Speed Hot Pursuit 2, VRC FIA World Rally Championship 3 e Pro Evolution 2011. Poi qua abbiamo Watch Dogs, La Noire, Fallout New Vegas e Skyrim. Vabbè, anche Skyrim giustamente merita una menzione. Grande gioco. Ciao. Dopo abbiamo un po' di PSP, Dante's Inferno, Pro Cycling 10, ma faccio in più di una serie 7 in tedesco, voglio cambiarlo con la versione italiana, e PES 6. Raga, ultima parte, sono finito, è ufficiale. Allora, Assassin's Creed 1, qua parliamo di PS3, Metal Gear Solid, Guns of the Patriots, FIFA 13 Steelbook Milan, Playboy Dimension, Seven Things, Spider-Man 2 che ce l'ho anche per Play 2, End 1, gioco che mi hanno regalato con una console. Poi abbiamo Mass Effect 2 in edizione speciale, Collector Edition, Mafia 2, anche questa edizione speciale. Qua parliamo di PC. Poi abbiamo PlayStation 4, poca roba che ho venduto tanta roba, WWE 2K15, devo recuperare parecchia roba, Gran Turismo Sport, Valentino Rossi, sta durando troppo il video, non che avanzo più. The Last of Us parte 2, The Crew, NBA 2K16, Uncharted 4, Step o Steep, lascio voi la scelta, MotoGP 15, Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, Little Big Planet, Assassin's Creed 2, il più bel gioco della storia, vaffanculo, Dante's Inferno, The Last of Us, Aze o As, Tom Clancy Hawk, Call of Duty 4, uno dei più belli in assoluto, se non il più bello, Mondiali FIFA Sudafrica 2010, GTA Vice City, GTA San Andreas, Guitar Hero Metallica, Guitar Hero 5, Guitar Hero World Tour, Guitar Hero Legend of Rock, Guitar Hero 2, Guitar Hero, Rocky, giocone storico, MotoGP 3, uno dei più belli, Gran Turismo 4 Prologue, Siga Bass Fishing 2. Raga, andiamo a bomba con FIFA Football 2003, tutto Play 2 e qualcosa PC, FIFA Football 2002, 2003, Euro 2004, Smash Core Tennis Pro Tournament 1, eSport Finite Round 2, bellissimo, NHL 2006, eSport Rugby 8, uno dei più belli di rugby, a mio parere. Coppa del Mondo FIFA 2002, la cosa più indegna del mondo, Vorelli 3, Formula 1 2004, FIFA 06, Tokyo Race Drive, NBA Live 2003, International Superstar Soccer 3, PSP, Football Manager 2010, Army of Two, Pro Evolution 2011, Football Manager 2007, Harry Potter Calice di Fuoco, Pro Evolution Soccer 6, Smash Go Tennis 3. Poi chiudiamo con PC, Dirt 2, Dirt 3, Tom Clancy Hawk 2, SimCity, Dead Space 2, NBA 2K12, 007 Legend, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 3, Doom 3, Batman Arkham City,
Tom Clancy and War, Ski Racing 2005. Poi abbiamo, mamma mia, non ce la faccio più ragazzi, WWE SmackDown 2006, Alterne 2004, Formula 1 2002, Pro Evolution Soccer Manager, James Bond 067 Nightfire, Colin McCreary 4, SmackDown vs Raw, ESPN NBA Basketball, Tiger Woods PGA Tour 2005, AC Milan Club Football, UEFA Champions League 2004-2005, Swing Hawaii Golf, Bass Strike, Bass Master Fishing. Poi abbiamo la serie Buzz per Play 2, abbiamo Buzz The Music Quiz, Buzz The Sport Quiz, Buzz il Super Quiz, Midnight Club, Madden 06, Age of Empire, The Age of a King, Akira Psycho Ball, gioco di flipper del cazzo, Scudetto Championship Manager 5, Football Manager Campionato 2004 e Total Club Manager 2004. Ragazzi, i scatolati sono finiti, so cotto. Prima di passare ai digitali, salutiamo la postazione retro del Cume. Ciao postazione retro. Ok ragazzi, allora i giochi posseduti sono 744 tra scatolati e digitali. Vediamoli in velocità. Allora, di quelli che non abbiamo visto, sono tanti giochi, tipo, io ho messo tutto ovviamente. Beh, per esempio questo, ecco, Ace Combat. Dopo abbiamo, vediamo un po'. Beh, questo per il canale sottostorico, non questo però, Amnesia. Tennis, ecco, questo è un bel gioco, insomma, niente di mostruoso rispetto a Smash Core Tennis o Virtua Tennis, però Arma 2, Assetto Corsa, Troy, Back to the Future, questo è il gioco, diciamo che punta e clicca un po' così. Questo è bello di pesca. Poi vabbè, gli altri Battle ovviamente perché ho solo uno scatolato, ma gli altri ce l'ho in digitale. Giochi un po' erotici, vabbè, lasciamo perdere. Bioshock Infinity, devo andare veloce perché sennò veramente non finiamo più, Cerchiamo di vedere solo, beh, tutti i Call of Duty, i certi Championship Manager, poi vediamo, beh, le versioni diciamo di Crysis rimasterizzate, Dead Space, questi li abbiamo visti. Allora, UFC4, qualche PES digitale, qua Formula 1, tutti Formula 1, tanti, quasi tutti lo digitali ormai, F1 Manager, Far Cry 4 che mi sembra, certi Farming, tutti i FIFA praticamente. Football Manager, tutti i Football Manager ovviamente, tutti Formula 1, i GTA in edizione rimasterizzata, l'ultimo Gran Turismo HD per Play 3, il primo gioco uscito praticamente, Half-Life, Hitman, qua abbiamo James Bond, i PES, Jurassic Park Evolution, sono tanti giochi anche per Switch scaricati con l'abbonamento che ce li ho digitale, i giochi di Magic, Avengers, Spider-Man, Guardiani della Galassia, Marvel Snap che è un gioco che sto giocando, lo sto nerdando a manetta, i Metro, beh, qua i Fly Simulator li abbiamo visti, i MotoGP digitali che ha fatto comunque la storia del canale, gli NBA digitali, NHL digitali e non, Payday, Golf, Planet Zoo, vabbè, giochi carini, insomma, comunque devo mettere, tutti i Pro Cycling, tutti quelli digitali di Pro Cycling, tutti i PES, Red Dead Redemption, cioè, i giochi nuovi li ho messi tutti quanti, ovviamente, sono tutti quanti in digitale, ovviamente.
i Civilization. Qua c'è tanta anche di Switch, o giochi comunque presi sui network, vari network di PlayStation, Xbox, robe così. Qua vediamo tutti i Super Mario. La Tennis World Tour è una roba orrenda, vabbè, te ci siamo visto. Un po' di golf. Zelda. Demo Ospita che deve arrivarmi anche in versione scatolata. I Tomb Raider che abbiamo visto. Vai che andiamo, vai che andiamo. Giochi di calcio, di Uncharted. Tennis, Watch Dogs, chi vuole essere milionario, giochi erotici. I giochi di rally, WWE in versione ovviamente digitale. Questi sono YouTube Live, chiamo con zombie. Eccoli qua, questi sono i 744 giochi cumendiani tra digitali e scatolati. Una collezione, a mio parere, di tutto rispetto. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!